e vogliono combatterla. A Milano, nella zona di Viale Ungheria, nei mesi scorsi, dopo la morte di un operaio disoccupato di 20 anni, su iniziativa del comitato di quartiere, vengono bruciati sulla piazza piccoli quantitativi di eroina sequestrati a noti spacciatori. Ma chi controlla il mercato non sta a guardare. Il mese scorso a Limbiate, gli spacciatori hanno minacciato, pistole alla tempia, i giovani più attivi nel denunciare gli spacciatori e nel combattere il diffondersi dell'eroina. Adesso come adesso penso di esserne uscita completamente, ma la sicurezza di non bucarmi più non ce l'ho, perché questo dipende dai fattori esterni e dalle condizioni in cui vivo. Per cui non so se fra un paio di mesi o fra 2 settimane succederà che io mi bucherò ancora. Per me invece la parola recupero non ha nessun senso. Cioè, per me l'unica alternativa che rimane per risolvere il problema è appunto cambiare, trasformare, cioè eliminare le cause che portano alla tossicomania, che sono cause sociali. Perché anche recuperati me, Filomena e altre 2000 persone, cioè domani ce ne saranno altre 4000 se non si cambiano le motivazioni sociali. Oggi è di moda parlare di recupero dei tossicomani, però bisogna intenderci sulla parola recupero. Se recupero significa che io debba accettare la mia infanzia, la mia famiglia, il fatto di essere stata venduta al miglior marito per poi essere portata in fabbrica in Germania, allora questo tipo di recupero non l'accetto. Se recupero significa lottare collettivamente per la trasformazione della società e affinché non esistano più i motivi che portano i giovani come me al buco, allora io voglio essere recuperata.